Buonasera amici di Rugby House, ci siamo. Resettiamo tutto, semifinali scudetto 2015-2016 contro Mogliano. Siamo reduci dalla bella vittoria a Piacenza che consolida la nostra prima posizione in classifica e adesso affrontiamo appunto questa fase finale, questi playoff. Ne parliamo col direttore sportivo della FMCZ Rugby Rovigo Delta, Stefano Bettarello. Ciao Stefano, benvenuto. Grazie a voi e buonasera a tutti. E poi il nostro Golden Boy preferito, insomma un giocatore di Rovigo che è in esilio, un po' come i militari quando andavano in guerra, prima o poi tornerà, lo sappiamo. Andrea Bacchetti, ciao Bacche. Buonasera a tutti, ciao. Allora Stefano, partiamo da te, parliamo di questa bella vittoria a Piacenza, senza un minimo dubbio, che consolida e dà ancora più fiducia alla nostra squadra. Ad onore del vero, sì, ci si aspettava la vittoria ed è stata vittoria, però abbiamo dovuto mettere in chiaro un po' di cose nel primo tempo. E poi, come era logico che fosse, nel secondo tempo abbiamo giocato bene, segnato molto. A dire il vero il Piacenza aveva anche tirato un po' i remi in barca, complice il risultato favorevole da San Donà nei confronti dell'Aquila. Comunque sì, una partita nella quale abbiamo, come dire, un po' ricaricato le batterie, abbiamo scaricato un po' di tensione accumulata dopo la partita col Calvisano e logicamente con il focus pronto per la partita di sabato contro il Mogliano per la prima semifinale. Tra l'altro, mentre le altre squadre hanno fatto un ampio turnover, Rovigo ha schierato bene o male quelle che sono i 15 migliori secondo McDonnell. La strategia, la volontà era qual era la finalità di tutto questo? Mantenere alta l'attenzione? Il turnover, c'è una filosofia dietro il turnover e c'è anche una filosofia dietro il mantenimento, diciamo, di un 15 di base strutturato e performante. E Joe McDonnell sappiamo che ha una particolare diciamo, visione di quest'ultima visione delle cose, e l'ha portata avanti fino ad ora. Non c'era motivo che la lasciasse a casa solo perché il turnover, fra virgolette, è diventato una cosa che sotto certi aspetti si può anche leggere come così fan tutti, allora si deve fare per forza. Ci può stare, come no. Joe decide che in questo periodo vuole puntare su un 15 più o meno, diciamo, stabile e continuativo nelle partite che si sono succedute fino ad ora, e quindi ci sta tutto. Ecco, tra l'altro una sorpresa del match è un esperimento che ha lanciato gioco tutto lo staff tecnico, è proprio Giorgio Bronzini all'ala, che ha avuto la sua giornata di grande gioia sabato scorso a Piacenza. Un Giorgio che forse a Rovigo, anzi sicuramente a Rovigo non ha mai visto all'ala, mentre in giovanile abbiamo scoperto aveva già giocato. Lo sapevate? Qualcosa un po' di pianificato, una possibilità? Io sapevo che Giorgio aveva giocato tanto tempo fa nelle giovanili all'ala. So anche che è un giocatore estremamente eclettico, un giocatore con grandi qualità sia fisiche che tecniche. L'unico rammarico, se vogliamo guardare un po' così, Giorgio all'ala, potrebbe essere il fatto che in questi 2 anni, secondo me, Giorgio avrebbe potuto avere tante chance in più per giocare con la maglia del Rovigo, e invece purtroppo fra infortuni, scelte precedenti e situazioni, diciamo, nelle quali come ultimamente ha dovuto trovarsi di fronte, è sempre stato, non è mai stato valorizzato, diciamo, per il giocatore che è. Però lui ha risposto presente, ha messo in grossa difficoltà Joe McDonnell per quanto riguarda il proseguo di queste prossime 2 partite di campionato. Noi sappiamo che c'è, Giorgio anche sa che c'è, e quindi poi è bello essere allenatore quando ci sono gli onori, e questo è un onere, e lo lascio volentieri a Joe per il risultato, diciamo, per vedere Giorgio performare oppure no, insomma si vedrà. Comunque ce ne fossero, voglio dire, delle scelte. Quando c'è la scelta siamo sempre
in una botte di ferro. Ecco, contemporaneamente alla vittoria di Rovigo a Piacenza c'era anche una sfida molto interessante che coinvolgeva il Calvisano appena battuto a Rovigo, che aveva qualche speranza di poter scavalcare Rovigo in prima posizione, e le Fiamme Oro del qui presente Andrea Bacchetti, che con percentuali incredibili, vuol dire, Andrea, ti mettono in campo segni quest'anno per cui non hai giocato forse come ti aspettavi, ma le mete non sono mancate. Come hai visto il Calvisano post Rovigo? Allora, la partita di sabato è stata una partita molto bella secondo me, perché ho avuto insomma, la fortuna di giocare e soprattutto nel secondo tempo c'è stato un ritmo molto alto. E infatti devo dire che anche personalmente a fine partita ero veramente stanco, avevo corso un sacco, e sarà anche perché comunque abbiamo preso il nostro numero 10, Azzolina ha preso un giallo, e quindi diciamo nella fase dietro di copertura avevamo un po' scoperti, ci mancava l'estremo, quindi io e Michele Seppe l'altra ala dovevamo coprire un po' arrangiandoci. E Calvisano ho visto che ha messo in campo una squadra molto giovane, ma mi ha stupito molto perché in Tuscio devo dire che sono stati quasi praticamente perfetti, e ho notato un giocatore su tutti che è il loro numero 8 giovane, che non mi ricordo, Gianmarioli, esatto, che ha fatto almeno con noi una grandissima partita. Anche all'andata, che io c'ero a Roma, Esatto, all'andata ha fatto veramente una grandissima partita. Dopo noi abbiamo cercato di rimanere comunque attaccati al punteggio, al di là dopo della mia prima meta, e alla fine invece comunque diciamo il punteggio si è un po' allargato, visto che hanno trovato meta negli ultimi minuti finali, però ho trovato un Calvisano che, nonostante una formazione sicuramente dove mancavano molti titolari, secondo me ha fatto un'ottima prestazione sia dal punto di vista del gioco generale, della difesa, ma anche soprattutto in Tuscia, ecco, dove mi ha stupito insomma più di tutto il resto. che aveva messo maggiormente in difficoltà. Esatto. Noi andiamo a vedere gli highlights della vittoria della FMC Z Rugby Rovigo Delta a Piacenza, poi torniamo in studio per parlare ancora ovviamente delle prossime semifinali. Buon pomeriggio amici sportivi, benvenuti allo stadio Beltrametti di Piacenza per il 18° turno del campionato d'eccellenza, ultimo di regular season fra Lions Piacenza e FMC Z Rugby Rovigo Delta. Che sia chiaro, lancio, bella presa centrale di Ruffolo. Andiamo subito. Andiamo. È già il momento di mettere in chiaro le cose, è già il momento di oliare i principali meccanismi del Rovigo, insomma, che abbiamo visto anche la scorsa settimana funzionare bene anche con Calvisano. Edo Rubio, colpone in mano, stiamo andando, siamo oltre, c'è la prima meta della squadra rossoblu, anche perché sul movimento di chiusura del drive spesso per cercare di tassare un po' la squadra rossoblu che sta resistendo. Eccola qua. Sul ritorno, lui anche all'andata fu lui il calciatore. Tutti i 10 punti li segnò lui. Giocatore diciamo alle spalle di Bibi Quaglio come flanker, per poter essere più forti nell'introduzione, perché probabilmente abbiamo una certa confidenza, l'abbiamo portato a casa. Portare a casa sempre qualcosa quando si va nella metà campo avversario. Stefan parte al piede, sembra buona l'esecuzione. La chiamata a Monberg, presa buona di Edo Ruffolo, andiamo immediatamente, ottima azione, mamma mia che Rovigo, e questa è una splendida meta. Se non vuole essere negativo, perché nel senso che in questa prima frazione di gioco ancora Marco Frati, muove l'ovale al largo, vediamo come funziona, c'è un incrocio tra Giovanniker che Menon, continua ancora il nostro gioco, cross kick. Grande presa di Edo Ruffolo. Magia! Virtuosismo. Gli elettori. Sì, parte Stefan Basson, molto angolata, non è male. Messo giù, pallone a disposizione. Alberto, Lucio Rodriguez, dietro ancora, altra fase. Con Giorgio Bronzini. 2 contro 1. Giovani che Giorgio Bronzini. Vai. Ottimo side steps di Giorgio Bronzini. Assolutamente, poi comunque dotato di buone mani, riescono a metterlo giù, però in realtà riconquistiamo l'ovale, per cui Mamo Bernini la gioca per Edo Ruffolo, si potrebbe trovare una continuità al largo, non riusciamo, si ritorna al centro, buono scontro, ma regge Boggia, è una roccia, ancora Lucio, un po' di rischio, in realtà riusciamo con ottima dimestichezza ancora a imbeccare un ottimo Giorgio Bronzini, vai Giorgio e brucia addirittura e secca ancora l'estremo, quindi veramente una grande prestazione. 2 contro 1 di Menon, ma devono solo imparare veramente i meccanismi di ingresso dei movimenti d'attacco, lasciando un po' forti va dice, perché siamo in fase difensiva, adesso vediamo se Bernini no, è meta tecnica, dai, meta tecnica, eccoci giuste, però
effettivamente bisogna cercare di rimanere calmi e di... Un ex. Sì, proprio da lì proveniva il colpo di mercato. Sì. Tanto una mischia dominante per Rovigo, parte Alberto Chillon. Dritto, Sì. arrivederci. Parte Stefan Basson. Vediamo, niente bandierini. È tornato ancora a macinare. Leo Mantelli, Edo Ruffolo, Bastatare Bronzini, Stefan Basson, sostenuto da Bernini. Vediamo se riesce a restare in campo. Il giocatore rossoblu, cade il drive. Chillon ci prova lui. Maro, Matteo Maran. Sì. Tra l'altro parte Alberto al piede. Bandierine su, 53-7. Grandi quantitativi. Sì, industriali. Andiamo a giocare Leo, stretta. Buono. Per Chillon. Converge Stefan Basson. Altra fase, via che si va. Balboni tiene il pallone, tiene il possesso, fissa il punto. Buona la combinazione di prima. Adesso Parker in mezzo che muove il pallone. Ancora un'accelerazione di Bronzini che oggi insomma ha oliato le rotule perché sta andando come veramente un Leo Mantelli, attacco, ottimo gol, buco. sostegno di Edo Ruffolo che va a depositare. Un ottimo passaggio per Ruffolo che non ha nessun problema a portare il pallone. Non vede probabilmente Sì, quello che almeno da prospettiva da qua segnalava un buon corridoio per lui. In realtà ha fatto una finta e poi è rientrato e si sta cercando di portare il pallone fuori. Pasini! Intercetto di Davide Pasini da in mezzo Rovigo con furore. E se la gioca da solo, si mette proprio troppo. Pallone a disposizione, Chillon, Leo Mantelli, tentativo di intercetto, in realtà c'è Vantaggio, vai Rosco. Rosco prende velocità, 30 metri di Rosco, messo giù da Benz, altra fase. Buono Chillon sul ritmo. Sì. Bernini che Qua, bravo. rientra e se ne va. Sostegno in Aia, avanti. Peccato. Però dice che tutto bene, Mantelli se ne va al piede e se ne va anche a schiacciare la palla. Ai bersaglieri perché iniziamo a far sul serio. Sì. Succede di tutto. Bentornati in studio Stefano Mogliano. Preferivi Petrarca? Chi preferivi? Ce l'hanno chiesto in molti, non solo a me, a dire il vero, ma anche a Francesco e Tommy. È una domanda secondo me che non può avere risposta, insomma. Non sono mai stato un fans, ecco, delle preferenze, perché poi alla fine quello è, quello si deve portare a casa se possibile. E diciamo che il Mogliano in realtà è la terza forza del campionato dal punto di vista dei risultati sul campo e quindi insomma vuol dire che fra le due che ci potevano capitare dal punto di vista appunto del risultato del campo è la squadra che sarebbe arrivata più avanti ancora del Petrarca. Quindi però ecco, preferenze direi proprio di no, insomma. Caratteristiche diverse rispetto al Petrarca, un Mogliano che tende a muovere un po' più l'ovale rispetto alla squadra di Cavinato, con qualche qualità in più soprattutto dietro, valutando con Petrarca che a Benettini si è infortunato praticamente sabato, a Bellini anche lui un lungo infortunio, probabilmente nei backs ha qualche cartuccio in meno rispetto a Mogliano che già l'andata ci mise in grossa difficoltà. Sì, in effetti fra le due semifinaliste il Mogliano è la squadra che ci ha battuto e che ancora a novembre, e una squadra che sappiamo è molto equilibrata, gioca un rugby vario, nel senso che può spingere sia col pacchetto che variare il gioco a tutto campo con la linea arretrata. È un brutto cliente, mi auguro solo che il Rovigo possa essere un altrettanto brutto cliente vista, diciamo, dal punto di vista loro. Ecco, viva i brutti in questo caso. Andrea, tu che ci hai giocato contro, come vedi le due squadre? Se tu comunque tifoso del Rovigo preferivi il Petrarca o Mogliano? Io penso che anche per la storia, insomma, degli ultimi playoff, degli ultimi anni, delle varie finali eccetera, penso che a Rovigo non potesse capitare, diciamo, un avversario migliore, nel senso che è una squadra che gioca molto, nelle fasi statiche penso che non sia
una brutta squadra, ma sicuramente penso che Rovigo vada là preparato per fare la sua partita e penso che questa sia la partita un po' quella più importante per loro, perché se otterranno un buon risultato a Mogliano credo che nella seconda semifinale di ritorno insomma ci siano molte possibilità insomma che Rovigo faccia una grande prova in casa propria davanti al loro pubblico, che come sappiamo tutti insomma è un vantaggio un po' sicuramente per tutta la squadra, tutto l'ambiente, tutto il club, ecco. Tendenzialmente tu dici, se Rovigo vince a Mogliano, magari oltre il break, è difficile che Mogliano venga a vincere a Rovigo di 10 punti, insomma. Sì, al di là del punteggio penso proprio che sia anche una battaglia un po' psicologica, nel senso che se Rovigo va là a fare la sua partita, e visto che come ultimamente nelle fasi statiche Rovigo sta andando bene, e dove Mogliano insomma negli ultimi anni è stata comunque una delle prime forze nel nostro campionato, penso che loro possano venire qua con qualche dubbio in più e Rovigo possa, ecco, magari in una giornata non come di pioggia come si prevede a Mogliano, ma con una giornata di sole qua a Rovigo, sicuramente le proprie caratteristiche della squadra rossoblu verranno più fuori, ecco. Ecco Stefano, adesso analizzando questi giorni che precedono la prima semifinale, la squadra come sta? Come la senti? Ho sempre avuto modo di dire che i ragazzi hanno fame e abbiamo cercato per tutto quest'anno che i ragazzi fossero, diciamo, aumentassero il senso di consapevolezza nei loro mezzi e nella consapevolezza anche che un risultato, diciamo, positivo a Rovigo manca da ben prima che ci fossero tutti loro. È importante mettere a fuoco questo perché è logico che è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, se si arriva prima ai playoff bisognava arrivarci, però una volta che si arriva ai playoff si gioca per andare avanti e noi non dobbiamo aver paura di questo, e i ragazzi non hanno paura di questo, sono consapevoli che c'è qualcosa da chiedere, diciamo, anche se vogliamo un po' alla giustizia divina, nel senso che è da tanti anni che il Rovigo è fra le prime posizioni. È la terza stagione, mi pare, in 6 anni dalla finale del Petrarca che il Rovigo vince la stagione regolare e quindi sarebbe giusto che venisse certificata questa supremazia. Per farlo ci vuole la consapevolezza, ci vuole la capacità di rimettersi in questione. I ragazzi lo hanno fatto attraversando dei periodi difficili, soprattutto alle porte di Natale, quando sappiamo tutti che c'è stato il cambio di allenatore fra Filippo e Joe McDonnell, e quindi lì i ragazzi, secondo me, hanno avuto l'opportunità di crescere, e quello che si è visto nel girone di ritorno, al di là poi delle disquisizioni diciamo così estetiche, ma giocava meglio la squadra l'anno scorso, no, gioca meglio questa perché è una squadra più solida, diciamo che al di là di questo i ragazzi sanno che sono arrivati anche quest'anno alla vittoria nella stagione regolare perché hanno avuto la possibilità di mettere in campo quello di cui loro sono capaci, e adesso l'importante è cercare di mantenerlo, perché se manterremo il livello del campionato è logico che se siamo arrivati primi avevamo qualcosina in più. Allora la domanda vera è: riusciremo a mettere sul piatto questo qualcosa in più che ci ha permesso di arrivare primi? E se saremo in grado di farlo, evidentemente i risultati si vedranno. C'è la sensazione che loro in questi ultimi mesi abbiano maturato una consapevolezza, una conoscenza di sé maggiore rispetto a quello che ci fosse prima, come se abbiano tirato fuori degli aspetti che neppure loro conoscevano di loro stessi. È una sensazione che avete anche voi? La vostra scelta è stata anche in quest'ottica? Come la vedi? Allora, ci siamo trovati in partite nelle quali ci siamo trovati anche in svantaggio pesante sotto certi aspetti, perché se non ricordo male contro il Mogliano siamo andati
anche oltre il break in svantaggio, e siamo riusciti poi a recuperare la partita. Con il Petrarca a febbraio era successo che eravamo sopra oltre il break noi, e loro hanno segnato 10 punti e sono ritornati a superarci, però non ci siamo mai arresi, e tutti riconoscono che questa capacità, ecco, di ritornare in partita e poi portarla a casa evidentemente è un qualcosa che forse prima non dico che mancasse, ma magari qualche volta comunque poteva essere carente. Non so se sia così. Di sicuro giocare contro le squadre tipo il Petrarca e il Mogliano in questo caso, o se vogliamo guardare anche la partita contro il Calvisano qui in casa, l'autorevolezza con la quale si è ritornati, diciamo, a rimettere le cose a posto testimonia di una crescita, e secondo me questa crescita c'è stata. I ragazzi hanno lavorato molto e sono coscienti, come ho detto prima, che ci manca qualcosa se guardiamo indietro agli anni scorsi. Allora è giusto anche non guardarsi indietro e guardare avanti, però se qualcosa ci aiuta a crescere è giusto anche che guardiamo indietro. Ecco, Andrea, tu che hai affrontato il Rovigo a fine dicembre, appena prima di Natale, e qualche settimana fa, quali sono state le caratteristiche che magari ti hanno colpito, le differenze che hai notato maggiormente? Diciamo che nella prima partita che abbiamo fatto a Roma, sicuramente dove si muoveva magari un po' più la palla, come magari ha parlato Stefano, che c'è un'opinione che magari prima si muoveva di più il pallone, adesso magari meno, c'è meno spettacolo o altro. Io vengo da un paio d'anni dove ho avuto, diciamo, la fortuna, l'onore di essere nato da un allenatore come Pasquale Presutti, dove lui, soprattutto, ecco, lui non chiedeva un gioco spettacolare, ma un gioco incisivo, dove se c'erano i 3 punti da fare, dovevano fare i 3 punti e successivamente magari pensare alla meta. Vedo un po', diciamo, il Rovigo di adesso un po' più incisivo, nel senso che magari prima pensa ai 3 punti, poi 6, 9, 12, poi magari ovviamente se viene la meta meglio, però se Stefano deve fare 20 calci, fa 20 calci, ecco. E penso che una piazza come Rovigo, o comunque tutti i club che puntano alla vittoria finale, penso che i conti si fanno alla fine, no? Che se arriveranno in finale, vinceranno di 1 punto o vinceranno di 15, penso che la felicità di tutti sia sempre uguale, credo. Ovvio che la prestazione, lo spettacolo sia meglio per i tifosi, per chi viene a vedere le partite, però insomma penso che la vittoria sia importante, e che venga con 3 punti con una meta fatta con 30 fasi, penso sia la stessa identica cosa, ecco. Andiamo a vedere cosa dicono le altre piazze coinvolte nelle semifinali di questa stagione. Ci siamo, un'intera stagione condensata in 2 partite vere, con gli 80 minuti di sabato già da subito decisivi nel determinare equilibri e rapporti di forza in vista di un ritorno al Battaglini che, come al solito, vedrà scendere in campo le squadre in 16 contro 15. Semifinali finalmente, Mogliano e Rovigo tornano ad affrontarsi nel match senza rete, dove ogni errore pesa doppio e la tenuta di nervi e di testa vale più di quella di polmoni e di attributi. La classifica parla chiaro, Femici Z dominatrice di regular season, Mogliano quarto dopo la partenza ad handicap figlia del caso Machelara, che l'ha costretta ad una risalita in direzione ostinata e contraria nell'anno in cui il Petrarca si è riappropriato di un posto al sole, restringendo ulteriormente il collo dell'imbuto che portava ai primi 4 posti. Un campionato difficile, segnato ancora più profondamente da quanto accaduto a Barro a novembre, eppure la squadra ha sempre dimostrato carattere e qualità, gestita bene dalla panchina, dove il duo Galon-Properzi, pur nell'inversione dei fattori rispetto alla stagione precedente, ha dimostrato di non aver intaccato il risultato, dando spazio a molti giovani italiani interessanti, rilanciando il talento cristallino di Odiete e centrando l'obiettivo minimo stagionale con credenziali importanti, in un pronostico che giustamente pende un po' dalla parte rodigina, senza per questo dover parlare di un film già scritto. Ora i bersaglieri, per l'appunto, in assoluto i peggiori clienti del momento, eppure i confronti tra queste 2 squadre sono sempre una garanzia di buon rugby. Si rispettano Mogliano e Rovigo, ognuno con la sua filosofia, diversi nelle dinamiche, ma non nella volontà di produrre gioco, rispettando avversari e pubblico, che ne dica qualcuno. I bianco-blu arrivano al match forti del risultato di Padova, una vittoria
pesante per quanto senza valore in termini di classifica, perché è approcciata da entrambi i 15 come una prova generale di playoff e psicologicamente quel 33-5 in questo preciso momento vale e come. Se la mediana dovesse girare bene, con Renata atteso l'esplosione definitiva e se Menzzato apparso il più adatto a sintonizzarsi sulle frequenze del numero 10 Mauri, un reparto di terze plasmabili su opzioni tattiche diverse in corso di gara ed una linea arretrata dove da Odieta in giù non mancano certo gambe in grado di fare la differenza, il confronto promette un doppio appuntamento davvero da non perdere. Il match in diretta Rai Sport scatta alle 18 di sabato, al Quaggia i biglietti sono già andati esauriti in 2 giorni. L'atmosfera sarà quella delle grandi occasioni e una volta tanto, finalmente, anche l'eccellenza sarà pienamente degna di portare questo nome. Vada come vada, quella di domenica sarà una giornata storica per i playoff di eccellenza. Per la prima volta un match delle fasi finali del massimo campionato italiano di rugby si disputerà al centro sportivo Memo Geremia di Padova. Il Petrarca ha infatti preferito organizzare la semifinale di andata nel suo quartier generale, piuttosto che allo stadio plebiscito, per puntare sull'effetto tutto esaurito che nel vecchio impianto teatro degli scudetti tutto neri degli anni '80 e di diverse finali del decennio successivo si sarebbe perso. La prima delle 2 sfide tra Petrarca e Calvisano si giocherà domenica 15 maggio alle 17:45 e non in serata come annunciato dalla FIRI in un primo momento. Di fronte si troveranno 2 squadre che nel corso della stagione regolare si sono scontrate all'insegna del massimo equilibrio, con vittoria patadina allo scadere all'andata e successo calvino al ritorno, resistendo nel concitato finale all'assalto degli ospiti. I campioni d'Italia hanno dalla loro una stagione vissuta con più costanza e chiusa al secondo posto, scalzati dalla vetta solo al penultimo turno da Rovigo. Conforti e compagni potranno invece contare sul fattore campo e sull'entusiasmo di chi torna ai playoff dopo 5 anni di assenza. Dalla storica finale vinta al Battaglini nel 2011, infatti, la squadra di Padova ha sempre fallito la qualificazione. Sotto la guida di Cavinato, però, ha ritrovato fiducia nei propri mezzi e risultati importanti, guadagnando il diritto a lottare per il titolo. Le 2 formazioni arrivano all'appuntamento con assenze importanti. Per Calvisano, su tutti il tallonatore Morelli e il pilone Costanzo, assi portanti di una prima linea abituata a dettare legge. Il Petrarca, invece, ha perso per rottura del legamento crociato il tallonatore di riserva Delfino e soprattutto il centro titolare Benettin, che si aggiungono a una lista che comprende tra gli altri Maestri, Giusti e il nazionale Mattia Bellini. Pericolo rientrato invece per Nicora e Sua, toccati duro a Viadana, ma pronti al rientro. Ultima parte di Rugby House di questa settimana, Stefano. Ovviamente la stagione è al termine, il momento ovviamente è abbastanza particolare, ma è ovvio che la società si sta muovendo, si è mossa in maniera molto discreta, molto in punta di piedi, cambi, non cambi, movimenti, non se ne parla mai, ma voi zitti state lavorando alacremente. È un rugby diverso da quello del passato, nel quale le rose, diciamo, ricalcavano anno dopo anno più o meno gli stessi giocatori fino al cambio generazionale. Adesso è ovvio che ci sono giocatori in uscita e giocatori in entrata, e fa parte della modernità di questo sport. E non abbiamo, sì, ti posso confermare che ci sono sicuramente dei volti nuovi, ci saranno dei volti nuovi. Non abbiamo voluto dare pubblicità perché secondo noi è giusto che i ragazzi che stanno giocando con noi in questo campionato sappiano che la società da una parte fa il suo dovere per quel che riguarda il pensare anche all'indomani e non soltanto al presente, però è giusto che questo presente venga vissuto a fondo da chi si sta impegnando ad onorare la maglia, come devo dire stanno facendo tutti indistintamente, i giocatori in primis e anche tutti gli staff che ci stanno dietro, lo staff medico, lo staff degli allenatori, lo staff dirigenziale e anche lo staff degli eventi, che è sollecitato molto perché il Rovigo, comunque la Rugby Rovigo è una società che è proprio, fra virgolette, invidiata dalle altre piazze proprio perché muove interesse, diciamo, a tutto tondo e non solo per pochi intimi.
Qual è stata la difficoltà o la diversità rispetto alla tua prima esperienza di direttore sportivo? Sono passati un po' di anni, è ovvio che il rugby rispetto a quel rugby è cambiato molto e anche la società è cambiata molto rispetto a quel periodo. È una domanda molto bella, se vogliamo, e che mi rende anche un po' triste, perché purtroppo appena arrivato, 3 mesi dopo che Carlo Bego mi chiamò, morì in un tragico incidente stradale, e questo ha falsato tutta, se vogliamo, è stato un peccato originale che ho dovuto portarmi dietro come direttore sportivo, perché poi non ho potuto mettere in opera tutte le idee che entusiasticamente Carlo Bego mi aveva descritto, mi aveva esortato, diciamo, a fare mie. Mi ricordo ancora che cosa mi disse. Mi disse: Stefano, io per questa squadra ho fatto tutto e farò di tutto. Non riesco più a portarla avanti perché dal punto di vista emotivo mi sta spremendo all'inverosimile. Io ti aiuterò ad entrare in questa squadra perché ti ho chiamato. Il mio desiderio è quello di darti le chiavi in mano, e il prossimo campionato, cioè quello successivo al campionato di entrata, io voglio mettermi in poltroncina centrale e godermi la partita perché hai la mia fiducia. Purtroppo gli eventi non sono stati diciamo favorevoli a questo desiderio di Carlo, che mi sento di ringraziare in maniera postuma, e quindi diciamo le premesse erano totalmente diverse. Ora arrivo in una squadra, in una società che è strutturata, che ha molte competenze che lavorano dietro le quinte. Noi vediamo solo i giocatori e lo staff, diciamo, degli allenatori, che sono quelli che giustamente prendono la scena, però è una squadra che è solida dal punto di vista finanziario, è una squadra che rispetta puntualmente gli impegni con tutti coloro che hanno a che fare con la nostra società, e la differenza è sostanziale, perché voglio dire, prima sarebbe stato, diciamo, un lavoro nel quale la passione avrebbe dovuto anche andare oltre, diciamo, quelle che sono le competenze tipiche di una gestione, mentre qui la passione può avere il suo spazio, perché ci sono tutte le strutture che lavorano al fianco che sono di primissimo livello perché poi riguarda l'eccellenza, e probabilmente sono anche, diciamo, sarebbero adatte anche a un livello più alto di quello che è l'eccellenza italiana oggi. Ecco, Andrea, allora abbiamo detto un po' di te, no? Di questa stagione un po', insomma, che è andata e sta andando. Sappiamo che hai anche ancora un altro anno, no? In cui resterai là, e poi? Bah, non abbiamo fatto nessuna pianifica del futuro, né con la società né neanche personalmente. Però con Casellato ci hai parlato. Sì, con Umberto ci ho parlato, diciamo che lui ha parlato un po' davanti a tutti, si è presentato, ha presentato il suo programma, e dei giocatori nuovi che arriveranno non sappiamo ancora bene nulla, perché finché non uscirà il bando del concorso non sapranno ancora i nomi precisi di chi entrerà. Comunque, per quanto mi riguarda, questa stagione alla fine sono uscito anche contento, perché non ho magari giocato come gli anni passati, però quelle volte che magari sono stato chiamato in causa penso di aver fatto la mia parte e di aver cercato di dare il mio massimo aiuto alla squadra. Per quella che verrà, adesso mi sono preso questa settimana di riposo, diciamo, fisico, e già dalla prossima settimana, che sarò a casa circa un mese, inizierò ad allenarmi e a cercare di preparare al meglio la prossima stagione. So che con Umberto sarà un anno dove lui pretenderà molto magari dei giocatori che lui considererà i più esperti, ma anche sicuramente lui so che vorrà lavorare con i giovani. E per quanto riguarda il mio futuro prossimo, sicuramente faccio un altro anno con la squadra delle Fiamme, e ce ne sarà l'opportunità
che loro vorranno, e anche da parte mia, insomma, sicuramente il nostro rapporto continuerà. Poi se un domani dovessi sentire il bisogno di avvicinarmi a casa o intraprendere la strada lavorativa, o che magari fisicamente non mi sento più di dare quello che magari potevo dare in passato, farò qualche mia decisione con la mia famiglia personalmente e lo comunicherò alla società. E come per adesso mi sento ancora in forze, e quindi vorrei dare il mio massimo contributo anche la prossima stagione. Anche perché insomma, Andrea, scusi ti interrompo, le Fiamme Oro, Stefano, il prossimo anno, a quanto si rumoreggia, avranno una squadra di primissimo livello, no? Molto più di prima. Ma sai, sicuro ci sarà il livello, però insomma noi lo sappiamo, no? tra il dire e il fare, insomma, c'è di mezzo il lavoro più che il mare. Lavoreranno molto, hanno delle basi sicuramente solide sulle quali appoggiare le loro speranze. Ritengo che vorranno sicuramente essere al top, perché lo erano anche l'anno scorso, non dimentichiamo che erano i semifinalisti della stagione scorsa. Quest'anno si sono svegliati un po' troppo tardi, e per fortuna, diciamo, sotto certi aspetti, perché noi quando li abbiamo incontrati qua abbiamo incontrato, complice magari anche, a dire il vero, una giornata un po', forse l'unica, un po' diciamo interlocutoria da parte nostra in questo girone di ritorno, però le Fiamme ci hanno fatto vedere di essere una squadra importante. Se a questo aggiungiamo i nuovi arrivati che da quanto mi dicono sono di ottima qualità, insomma sono tutte le premesse perché l'anno prossimo ci sia un remake di Rovigo Fiamme Oro che ricorda i duelli degli anni 60. E noi ce lo auguriamo. Tra l'altro non possiamo e non vogliamo nemmeno dilungarci sull'aspetto mercato, Stefano, però diciamo che il focus del mercato della FMCZ Rugby Rovigo Delta è i giovani, no? I giovani i giovani di buone speranze. Ma ci sono dei giovani di buone speranze, certamente, sono anche giocatori più consolidati, perché comunque il bacino nel quale si deve diciamo ovviare ai giocatori che decidono di interrompere la loro esperienza con noi, comunque fanno parte di questo campionato. Poi magari c'è l'eccezione che viene dalla Serie A, vedi il Tenga della situazione, che noi lo vediamo passare e poi approderà già a giocare vicino al mio amico Bach. No, diciamo che c'è un mix di giocatori. Sì, ci sono dei giocatori giovani, però non vorrei nemmeno che si arrivasse all'idea sbagliata di pensare che noi dobbiamo fare da palestra e da nave scuola a dei giovani pimpanti, perché Rovigo ha una tradizione tale per cui questo ruolo in cui per forza di cose bisogna avere dei giocatori giovani a prescindere, può avere i suoi motivi da essere sotto certi punti di vista, ma non dimentichiamo che la tradizione della Rugby Rovigo è una tradizione solida, e qui si vuole anche vedere una squadra che sia forte a prescindere, insomma, giovane oppure non giovane. Quando si veste la maglia del Rovigo, la qualità della prestazione deve essere fondamentale. Quindi, come si dice in questo caso, il giusto mix fra giovani e gente esperta. Esatto. Andrea, in chiusura, sei maturato anche tu. Sì, si vede alla pancia soprattutto, Stefano. Andrea, in chiusura, ora, ammettendo o concedendoci il fatto che insomma l'obiettivo è quello di essere al Battaglini il 28 maggio, contro chi secondo te? Io credo Calvisano, spererei Padova. Credo Calvisano perché vedo un po' anche come da te infortunio, comunque vedere un po' l'esperienza di due squadre, che magari Padova è un po' fuori dalla scena negli ultimi anni, o comunque che Calvisano ha tanta esperienza, molti giocatori che hanno già giocato tantissime semifinali e finali, e invece spererei Padova, insomma, perché anche magari personalmente vedere un altro Rovigo Padova dove si spera che i rossoblù possano vincere sarebbe anche per me personalmente una bella partita, una bella giornata, e anche magari una bella rivincita rispetto a quella famosa finale persa del 2011. Ecco. Tanto auguriamoci di essere qui
lo vogliamo con tutto noi stessi e sicuramente i giocatori nella stessa maniera. Staremo a vedere, noi ci vediamo ovviamente giovedì prossimo con nuovi ospiti, parleremo del ritorno di Rovigo Mogliano qui al Battaglini e poi ovviamente l'augurio è quello di essere sempre più numerosi al Quaggia di Mogliano, sebbene i biglietti non siano tantissimi, a sostenere la causa rossoblù. Grazie Stefano per essere stato con noi. Un grazie a voi. Bach, quando vuoi sai che... Grazie mille, come essere a casa sempre. Ma lo sei. Tra l'altro, in chiusura, Stefano, sai qual è il profilo di Andrea Bacchetti sul sito delle Fiamme Oro? Illuminami. Lui dice: qual è la cosa che avresti fatto se tu non avessi giocato a rugby? E la risposta è? Il sindaco di Rovigo. Buonanotte.